I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno proceduto all'arresto. Queste le iniziali LGF di anni 60, un pregiudicato residente a Porto Empedocle perché è ritenuto responsabile di resistenza a lesioni a pubblico ufficiale. In particolare nella serata di martedì scorso la pattuglia della locale stazione empedoclina interveniva a seguito di una lite in famiglia nel corso della quale l'uomo, che non abita più nella casa coniugale, stava aggredendo la propria figlia maggiorenne nei pressi del portone d'ingresso senza riuscire a procurargli lesioni grazie al pronto intervento della pattuglia. Tuttavia, alla vista dei militari operanti avvicinatisi nel tentativo di tranquillizzarlo, l'uomo aggrediva anche questi ultimi, cagionando lievi lesioni a un carabiniere, che venivano medicate da personale del 118 intervenuto immediatamente sul posto. Condotto in caserma, espletate le formalità di rito, il soggetto veniva posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Presso il Tribunale di Agrigento ieri si è tenuta l'udienza di convalida, nel corso del quale l'arrestato veniva convalidato e l'uomo veniva sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2 giorni la settimana. Il successivo giudizio merito servirà a vagliare le responsabilità dell'uomo relativamente alla vicenda, le quali non sono ancora definitivamente accertate.